L'importanza di organizzare i festival di giornalismo come quello che si sta svolgendo a Verona è fondamentale. Il nostro mestiere è importante per la società, per l'informazione, in un'epoca in cui siamo sommersi da notizie, la chiamiamo infodemia, e il ruolo del giornalista è fondamentale perché ti deve aiutare a mediare, a riconoscere, a verificare le notizie. Parlarne in un festival, ascoltare i colleghi, gli esperti, credo sia un valore aggiunto per i colleghi stessi e per tutta la società. Ad oggi consiglieresti di fare il giornalista a un giovane? Io dico di sì perché è quello che sognavo di fare da bambino e ci sono riuscito, e credo che se si viene mossi dalla passione, dall'entusiasmo, sia una strada bellissima, perché alla fine il giornalista aiuta veramente a comprendere il presente, a comprendere quello che succede, a risolvere anche dei problemi, a denunciare delle cose che non funzionano. Ha una valenza poi, vediamo quello che succede nel resto del mondo per la tenuta della democrazia. Forse non sono più i tempi dei grandi inviati, delle cose che abbiamo letto sui libri, però è ancora un ruolo fondamentale, quindi sì, io spero che tanti vogliano fare ancora questo mestiere. I giornali vivono di introiti soprattutto pubblicitari più che di vendite oggi. Nel 2013 il Washington Post era stato acquistato per 250 milioni di dollari e sembrava un investimento fuori dal mondo. Una settimana fa Twitter è stato comprato per 44 miliardi di dollari, e non è una testata giornalistica, però dobbiamo chiederci dove passano le notizie. È un mondo che si sta trasformando. Certamente questi colossi dell'informazione e della comunicazione hanno un ruolo importante. Noi nel nostro piccolo, per distinguerci e per sopravvivere, dobbiamo puntare sulla professionalità e sulla qualità. Dobbiamo distinguerci da quel chiacchiericcio, da quella infodemia che citavo prima.